da giochi senza frontiere a giochi senza barriere, per dimostrare che si possono superare asticelle sempre più alte anche senza braccia e senza gambe. L'idea di un'iniziativa solidale e però divertente è dell'associazione Art for Sport Onlus, nata intorno a Bebe Vio, la giovane schermitrice amputata agli arti dopo una meningite fulminante. Ruggero Vio, papà di Bebe, è uno dei principali artefici dei giochi senza barriere di Mogliano Veneto, arrivati alla 4ª edizione in un crescendo di idee, partecipanti e collaborazioni varie. Sono dei giochi appunto sullo stile dei famosi, di quelli senza frontiere, dei giochi vari con strutture o senza, dove facciamo giocare 4 o 8 squadre tutte insieme, dipende dal tipo di gioco, e dove si coinvolgono volta per volta dalle mediamente 10 alle 50 persone insieme. Sono giochi che quest'anno in particolare verranno verrà utilizzata l'acqua. E accanto a questi atleti speciali ci saranno dei capitani da urlo, comici, giornalisti, cantanti e campioni sportivi che hanno accolto con entusiasmo l'idea di buttarsi nella mischia e mettercela tutta per far vincere la propria squadra. Ci saranno sia sportivi che personaggi del mondo dello spettacolo. In particolare in questo caso abbiamo Paolo Migone, che è il comico di Zelig, che poi insomma ci farà fare anche 2 risate alla fine della festa, e Nicola Fabi, perché ormai è un caro amico nostro e di Bebe in particolare, quindi ormai lo stiamo da un anno frequentando e verrà a fare il capitano della Roma in particolare. Personaggi sportivi ci saranno Christian Ghedina, che già si fu l'anno scorso e quest'anno torna perché è veramente un personaggio molto molto divertente. Abbiamo chiesto a Andrea Lucchetta, che tutto sommato gioca in casa, perché Lucchetta è di queste zone e da giovane giocava a pallavolo nel Mogliano. Abbiamo Antonio Rossi, il famoso canoista che ha vinto tanto. Abbiamo un paio di atlete paralimpiche, perché tutto sommato ci vogliono anche gli atleti, e allora abbiamo Giusy Versace, campionessa europea di atletica, e Martina Caironi, che è un pochino meno conosciuta perché è molto giovane, 21 anni, che però ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra. L'appuntamento coi giochi senza barriere è per sabato 1° giugno, ore 17, allo stadio comunale di Mogliano Veneto. La conclusione sarà come un terzo tempo di rugby, con piatti alla griglia, patatine fritte e spaghetti per tutti, perché non è solo lo sport che unisce, ma anche il cibo. Vi vogliamo tutti quanti, appunto sabato 1, si comincia alle 5, quindi si giocherà in notturna. Dopo i giochi c'è anche una cena, una mega grigliatona con anche il pasta party, Barilla, birra a fiumi, perché la birra Pedavena ci porterà anche la birra, quindi contiamo di divertirci noi che saremo in campo, di divertire voi che sarete sugli spalti, e vediamo che questi grandi campioni che verranno cosa riusciranno a combinare. Il tutto capitanato da Paola Perego, che sarà la presentatrice dei giochi, e che insomma ha dimostrato in tanti anni di televisione di essere veramente molto brava, molto preparata, quindi ci aspettiamo di fare una serata molto carina.